senza mangiare. Ma mentre aspetto leggerò il giornale. Rapinata la gioielleria Bulgaros di San Diego. Siete qui a San José, assaltata la diligenza. E i vassoieri dalla prigione di Salvino il terribile bandito saltador de diligenze per un pompon. La Guardia Real alerta la popolazione. Con per un pompon in giro no se puede estar tranquilos neanche in casa propria. Ma ci vorrebbe un vendicatore mascherano che ponga fine a todas estas injusticias. Come dice? ¿Podría farlo mí? In effetti, io sono un provento spadaccino. E poi vado in palestra todos los días, senti che muscoli. Ma, Fernando, come podría chiamarlo? Beh, come Batman? Mi pare che già è sfruttato. N? Come un mister incredibile? Mi pare poco credibile. S? Come Z? La Z del Zorro! È il vero vendicatore mascherato che difende i deboli e gli oppressi. Che ottima idea che ho avuto, Bernardo! Ma a questo punto chiama immediatamente Prada, servizi sartoriali, e ordina un vestito todo nero da supereroe. Proprio Bernardo! Don Diego bellissimo, sei tu. Fernanda, chica, vado subito in cucina a preparare il vostro caffettino. Col cornetto alla crema. Grazie. Com'è la cucina? Oh, buenos días, don Diego. Hola, Pepe. ¿Cómo estás? Bene, oggi festeggiamo il primo anno di apertura del Pepe Chili Burger. Oggi faremo festa. Ecco qua, Don Diego il vostro caffè. Gracias, Fernanda. El tuo caffè è sempre un tocca sana. Grazie. Sarà passata in cucina a prepararti il tuo piatto preferito. Fagioli con patate rosse al punto giusto. Hola, hombre, posto da firmare. Por ti, Pepe. Es il volo del garetto, la tassa sui rifiuti e il canale della televisione. Marco, ti facessi qualcosa di buono? Don Diego, è un pacchetto muy interessante. Guarda qui. Ma saresti un acquisto al Postal Market? Es por mí que no te interesa. Ah, adiós allora, buena suerte. Porto Diego della Lega Monterey. Bernardo, eccomi a organizzare alla festa. Però
rapido il servizio postale del Monterey. Bellissimo. Veramente bellissimo. Madre di Dios! Chi è sto bel fustacciolo? Sognavo un principe azzurro, ma mi contento anche di un cavaliero nero. Sono Giorgio, il nero vendicatore mascherado chi protegge i deboli e gli oppressi. Io sono oppressa da questa vita della cantina di mio padre in sto buco. Portami contigo, altrimenti si va. No! Non si dà, per favore, no. Dove vado io è su un posto muy peligroso, ma non temere, tornerò presto, e te porterò Sì, e passeremo insieme gli ultimi anni della nostra vita. Come?